consiglio di quartiere, comune, provincia, regione, Stato, Europa, comunità, c'è qualcosa di troppo, no? E io, siccome facevo una certa attività, sostenevo che fossero le province a essere un po' di troppo. E qualcun altro dalle province sosteneva che fossero le regioni, non lo so. Oggi hanno inserito anche le grandi città, le città metropolitane. Beh, insomma, io gliel'ho spiegato al genio che ha preso il mio posto a Venezia, che se fanno la città metropolitana di Venezia, Venezia Padova Treviso, e la città metropolitana di Verona Vicenza, la regione può anche chiudere, e spero che chiuda in quel caso, perché non ha veramente senso. Però c'è qualcosa di ancora più perverso, che risiede principalmente nei comuni, ed è la perversione degli enti locali vera, cioè la possibilità, l'attività principale che viene svolta in alcuni casi, la possibilità per i comuni e per i sindaci di fare finanzieri con i soldi degli altri. E mi spiego meglio. Tutta la battaglia, abbiamo inventato una buona riforma, quella del 2 mandati e poi. Ma l'attività dei sindaci è quella di costruirsi un percorso per quando non lo potranno più essere. E allora municipalizzate, allora legami con le municipalizzate, tanto un modo di evitare la norma della fine mandato, del periodo che deve intercorrersi, evade molto facilmente, e così assistiamo a una degenerazione del sistema, che è quella di costruire posti, stavo per dire di lavoro, posti, postazioni di reddito, centri di costo che francamente veramente non si giustificano. Non sarebbe difficilissimo immaginare, a fare i sogni, di vietare agli enti locali di possedere azioni in società partecipate, anche se poi i comportamenti sono diversi, in alcuni casi virtuosi. Oppure è mai possibile che, sì, è possibile, perché abbiamo visto che i comuni ma anche le regioni si siano svenate nell'acquistare i titoli derivati, li hanno offerti anche al sottoscritto. Non ho comprato neppure uno, non perché ci capissi o vedessi o mi avessero offerto qualcosa di speciale, che è successo anche in quel, ma semplicemente perché il mio segretario regionale segretario regionale, noi chiamiamo i massimi vertici della regione, mi ha detto: guarda, sono una porcheria, non si compra. Io trovo che siano anche fuori da ogni logica, per cui abolire in Italia qualcosa mi sembra quasi impossibile, però qui per davvero è il caso di metterci le mani. Oggi sono qualcosa di ripugnante le regioni, ma io, per via di quelli che erano più illuminati, la provincia di Vicenza in un anno ha mantenuto una delegazione complessivamente in Vietnam per 42 giorni. Io quando andavo all'estero, ci sono andato molto poco e solo in quei paesi dove pensano ancora che la politica conti per davvero, e quindi arrivano le aziende che dicevano: no, tu ci devi accompagnare, allora lo facevo volentieri. Ma già faceva un po' sorridere una delegazione che incontrava la Cina da parte della regione Veneto. No, per carità, io definivo la regione intorno a Venezia e aveva un suo preciso significato, ma quando andava la regione Molise, quando andava la provincia di Rovigo, ed è quindi un sistema perverso che si alimenta e che dopo è costretto a ingigantirsi per trovare la collocazione a quelli che in qualche modo ne escono. Abolire che cosa? Ridurre i comuni a 2000, difficile dare un ordine, però qualcosa si potrebbe fare. Abolire le province si può, abolire le regioni si può,
non istituire o istituire le città metropolitane ma abolendo qualcosa. Fatto, in fondo, io devo dire che un po' la coscienza pulita ce l'ho nel 1970, anche se ero un bambino, la battaglia contro l'istituzione delle regioni la feci. Abbiamo fatto, dopo il destino percorre strade imponderabili e imprevedibili, ma l'avevamo fatta. Però almeno io sono andato a leggermi tutto il dibattito parlamentare, che è molto bello. Quando si istituirono le regioni si dichiarò che sarebbero state istituite a scapito delle province che sarebbero state abolite. Ovviamente non si fece e si aggiunsero nuove province, alcune francamente ridicole, alcune in Sardegna per via di come vengono usate le autonomie, davvero fanno sorridere o piangere, insomma. E così mi accorgo di avere sempre meno speranza in un futuro migliore. Le sue sono belle, ma ormai i sogni si scontrano contro un livello per davvero basso. Insomma, io sconterò anche il fatto che ero arrivato qua per fare la rivoluzione liberale e mi sono ritrovato nelle feste con quelli travestiti da maiali. Perdonatemi, io ho un po' di delusione, diciamo così, però vabbè. Dopodiché va anche detto che ci sono enti locali e enti locali, che non si può distruggere tutto. No, ci sono regioni che sono condotte da buone, non dico da buoni uomini, perché io penso che un Veneto sia esattamente uguale a un marchigiano o a un siciliano, a parte la lingua non è comprensibile per entrambi, ma che non ci sia una differenza, che sono le leggi che fanno le cose. Insomma, in Veneto non è possibile che con i soldi di un gruppo consiliare si paghino le automobili private, non è possibile. Si pagano i convegni, sì, orientati verso quello invece che verso l'altro, il convegno che si richiama più a Sacconi invece che a me, però alla fine non sono possibili. Ecco, che cosa volevo? Io credo che le province siano ormai destinate a perdere quel poco di appeal che hanno, e quindi concentrerei là gli sforzi. Se però si istituissero le città metropolitane in quel modo, le regioni francamente non avrebbero nessun motivo di resistere. Mi lasciate dire una cosa sulle 5 riforme. Io ci aggiungerei un impegno, perché potrei anche commentare alcuni di quei punti. Io sul sistema elettorale avrei qualcosa da dire. Io per esempio pregherei qualcuno di parlare il meno possibile di preferenze come sistema con cui la gente sceglie. Abbiamo anche qualcuno che sostiene. Vi faccio 3 esempi, lasciate che per dimostrare che le preferenze sono una truffa agli elettori, in 3 case diverse. Comincio da casa 11, che sono quelli che, siccome sono convinti di guadagnare l'1% con le preferenze, sostengono le preferenze. Basterebbe che guardassero cosa è successo alle ultime europee, elezioni per eccellenza a preferenza. C'è un signore, anzi onorevole oggi, che si chiama Motti, il quale è assolutamente sconosciuto, un ricco signore che decide di spendere svariati, tanti milioni di euro prima ancora di sapere quale partito lo avrebbe candidato. Guardate che è così. Collegio Veneto, la capitale mondiale della democrazia cristiana, collegi che studiavamo, l'unico collegio che studiavamo in diritto costituzionale. 65%. No, eccolo là, l'unico, era là. Ecco, Motti trionfalmente eletto. Distrutta una classe
Allora, sono i soldi o sono la notorietà, la bravura, l'abilità? Un esempio in casa PD. Il mio avversario in elezione, Massimo Carraro, industriale del lavoro del NATO, ma mica è quello che ha preso meno scarto di voti, quindi oltretutto viene candidato alle europee. Non parlo della vicenda del regionale dove c'è un altro sistema, trionfalmente eletto per il Partito Democratico con 50-60 mila, quello che è necessario. Bene, 4 anni dopo, per fare un piacere ai suoi, si candida al comune di Padova come capolista. Risultato 25 preferenze. Allora, si è rincoglionito? No, non credo, e anche se lo fosse la gente non avrebbe fatto tempo ad accorgersi. O sono le strutture di partito. Adesso ne faccio uno anche in casa nostra. Puoi farne tanti? Prego. Lara Cola, bravissima, bella ragazza, comica, però viene da una cittadina di non lo so, 50.000 abitanti. Difficile pensare che una ragazza che non ha nessuna conoscenza esterna, che non ha, vince alle europee, diventa deputato europeo in un collegio come il Nord-Ovest, Torino, Milano, allora è l'apparato di partito, perfino in un partito come quello dove non è che l'apparato sia di una forza tradizionale. Ecco, questo io ci tenevo a dire. Ci tengo a dire l'ultima cosa. Qui ci sono 5 riforme belle, alcune le conosco, alcune le conosco meno, sulla giustizia volontariamente, avendo conseguito una laurea difficilissima all'Università di Padova, molto più difficile, Antonio, del titolo di deputato. Ma non c'è a Padova, ti assicuro, sono stato massacrato. Ecco, manca una cosa, io ce l'ho 5 titoli, in cui alcuni sono più preparato, altri meno preparato. Manca un capitolo che non può mancare in una riunione, assemblea, documento, filosofia dei liberali, qualcosa sui diritti civili. Perché a me sembra che in questo paese si siano un po' dimenticati. Si può essere contrari, favorevoli, tutto quello che volete, ma è possibile che i liberali non dicano una cosa su alcuni anche avvenimenti che sono successi? Non so, vi faccio una domanda, la più semplice. Lucio Dalla è morto, lo dico perché ascoltavo le sue canzoni in automobile venendo qua. Il suo compagno di una vita è stato buttato fuori di casa, non ha ricevuto nulla, hanno ereditato, secondo le garanzie offerte dalle leggi dello Stato, anche con gradi di parentela anche non vicinissimi. È giusto? No, non è giusto. Questo lo posso dire. Il cardinale Martini scompare, lascia fare le sue richieste la preghiera del non accanimento terapeutico. Si può dire che in altri casi, si può dire che per Eluana Englaro non è stata la stessa cosa. Io credo che si possa dire, o perlomeno affrontare un dibattito. Potrei andare oltre e spingermi a livelli su cui saprei di essere in minoranza, perché una vocazione a essere minoranza ce la troviamo sempre noi contaminati, ce l'abbiamo proprio nel sangue, nel DNA, la vocazione ad essere minoritari. E se parlassi di adozioni so che troverei qualcuno non favorevole, ma insomma sono temi che bisogna dimenticare e prendere ordini da chi fa un lavoro diverso. Bene, molto bene, ma non è possibile che ogni volta che il cardinale Bagnasco parla ci sia un coro di gente che osanna. Non si vive solo di, per carità, è la cosa essenziale, ma non si vive solo di fattori economici o istituzionali, ci sono anche i fattori delle libertà individuali che mi pare
in un'epoca anche in cui tutti si definiscono liberali vengono un po' troppo dimenticati. Basta parlare di troppo.